Ciao, bentornati nel mio canale. Ieri ho fatto la marmellata di pere perché avevo il frigo pieno di pere che stavano iniziando ad andare a male, quindi onde evitare, cosa ho fatto? Una bella marmellatina. Sto confezionando i vasetti e sto registrando per farti vedere appunto come li confeziono. Probabilmente qualcuno di questi vasetti li regalerò a Natale e probabilmente, quasi sicuramente. E adesso ti faccio vedere come li confeziono. Io utilizzo tantissimo questi che sono di carta e sono utilizzati nelle pasticcerie o comunque li usa chi fa i dolci. Si mettono sotto il dolcino, io li trovo fantastici e molto versatili per fare delle confezioni veramente carine. Ma per quanto riguarda le confezioni artigianali personalizzate, vi rimando prossimamente ad un nuovo video perché cosa c'è, amore? Vi rimando ad un nuovo video perché so che me l'avete chiesto in tantissime di farvi vedere, di darvi qualche idea su come confezionare i regali, non solo quelli di Natale, ma soprattutto per le artigiane che confezionano le proprie creazioni, perché mi chiamano Betty Pacchetti Perfetti. No, vabbè, mi fa ridere troppo questa pubblicità di Amazon. Comunque, apro e chiudo parentesi subito per dirti che io utilizzo tantissimo questi, ne esistono in commercio di varie misure, ma nell'info box ovviamente troverai tutti i link di riferimento delle cose che ti faccio vedere. E poi utilizzo tanti fustellati che mi preparo sempre in anticipo. Diciamo che io quando ho tempo vado a fustellare un po' di tutto, fiori, fiocchetti, tag, così li metto tutti dentro una scatolina e quando mi servono li trovo belli e pronti. Questi ad esempio sono di cartoncino, questa è gomma eva, cartoncino, anche feltro, qualcosina. Oltre a questo ho utilizzato, ti faccio vedere subito, questa fustella con questo cartoncino un po' spesso. La fustella è metallica e ci puoi tagliare sia la gomma eva che il cartoncino. Il feltro no, perché comunque è molto lavorata e quindi il feltro non verrebbe. Già col cartoncino è un po' difficoltoso, però guarda che carina che è. Quindi adesso andiamo a confezionare questo vasetto di marmellata. Ti faccio vedere anche gli altri, così confeziono questo e ti saluto direttamente. Questo l'ho confezionato sempre con, lo chiamiamo sottodolcino non si può sentire, lo chiamiamo centrino di carta, che è più carino. Centrino di carta, spago bianco e una fustella proprio natalizia. Questa è la fustella della natività e questa è la gomma eva glitterata color champagne. Poi questo invece l'ho sempre con un centrino di carta chiuso con dello spago di canapa e una stellina, ma qui adesso a mano libera andrò a scrivere Buon Natale con questo, con un marcatore rosso. Ora lo facciamo insieme. E poi questo invece, per cambiare un pochino, ho riciclato. Questo era un sacchettino che conteneva dei confetti e era già in doppio. C'è il tulle e questa retina qui di sopra. L'ho chiuso dal basso verso l'alto con degli scovolini rossi e bianchi e una rosellina di gomma eva, sempre fustellata. Adesso concludiamo, è l'ultimo, sì, è l'ultimo e basta. Spero comunque questo video ti sia utile, che io ti possa sempre dare delle idee diverse e mi raccomando, se questo video ti piace ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un commento sotto. Ciao!